Oggi sono qui seduta in mezzo ai fiori, ma non è un caso, no, perché siamo entrati in quello che viene definito il mese dei fiori e dei cieli stellati. Infatti stiamo parlando del mese di giugno, che deriva dal latino Junius, probabilmente ispirato dalla dea Giunone, questa divinità che era la protettrice dei matrimoni e dell'amore coniugale. Il mese di giugno però è anche un mese astronomicamente importante, in quanto è il mese che dovrebbe segnare l'inizio della stagione calda. Infatti il 21 giugno è la giornata del solstizio d'estate, è un giorno in cui per l'inclinazione particolare dell'asse terrestre la giornata è quella che vede il maggior numero di ore toccate dalla luce del sole. E voi conoscevate tutte queste curiosità legate al mese di giugno?